Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City con Massimo Privitera e con Marco Testoni, che si è ricordato il titolo del nostro programma. Ormai dovrebbe saperlo a memoria, ma niente, l'età è quella che è. Va bene. No, è bello che siamo arrivati quasi alla 300ª puntata, no, ma è che stavo pensando ad altro, stavo pensando al fatto che con questo magazine di cui stiamo parlando adesso si conclude anche la nostra breve parentesi sui film che hanno avuto a che fare con gli Oscar, soprattutto dal punto di vista musicale. Allora, sto parlando per quanto mi riguarda di Emilia Perez. La scorsa volta noi abbiamo parlato di The Brutalist, quindi se volete potete andarvi a rivedere la puntata. Questa volta parliamo di questo vinile che ha davanti, in realtà parliamo della colonna sonora, insomma anche bel vinile, anche ben confezionato, un bel packaging, doppio. Quanto. E poi invece parliamo di una colonna sonora di cui se ne occuperà appunto Massimo. Dici un po'. The Order, film su Amazon Prime di un certo peso, però iniziamo con Emilia Perez, ma direi di sì. Trattasi di un film francese, un musical francese. Qualcuno l'ha scambiato per un musical americano, invece no, è produzione europea ambientata in Messico e a Londra. Come abbiamo detto, la miglior canzone originale a El Mal. I compositori sono una cantautrice, Camille, e Clément Ducol, che è un compositore. La prima ha fatto soprattutto le canzoni, il secondo soprattutto tutto il resto della musica strumentale, regia di Jacques Audiard. Allora, che cosa dire? Dunque, anche qui, ad esempio, io e Massimo abbiamo pareri opposti circa la colonna sonora. A me è piaciuta tantissimo, come è piaciuto anche il film. Ovviamente si parla di un musical sui generis, cioè non è quello che vi potete aspettare, sia dal punto di vista del soggetto di cui parleremo adesso, sia dal punto di vista proprio della musica, delle coreografie. Per me quello che si intende un musical del 2025, anche se credo sia stato realizzato ovviamente nel 2024, però un musical come dovrebbe essere un musical attuale. Quindi non pensiamo a quelli della tradizione, pensiamo al limite a Moulin Rouge, proprio per dirne una, ma anche lì non c'entra nulla dal punto di vista proprio del soggetto, però qualche cosa nel trattamento al limite lo ricorda. Le canzoni secondo me si incastonano perfettamente nel film, gli danno quel ritmo, quell'energia, a volte anche un'energia brutale. E vi devo dire due parole sul soggetto che ha fatto discutere moltissimo. In sostanza è la storia di un avvocato messicano, è un'avvocatessa messicana, che viene contattato da un boss del cartello dei narcos messicani perché questo boss vuole cambiare sesso. E già di per sé è la cosa è paradossale in qualche modo, cioè una persona responsabile di efferati omicidi decide appunto di scomparire dal Messico e cambiare sesso e vivere in Europa. Questo soggetto, ve l'ho sintetizzato e non vi racconto altro, è stato funestato poi da una serie di problematiche con il cast, soprattutto con la protagonista del cast, lei stessa transgender. Sto parlando di Carla Sofia Gascon, che interpreta appunto Emilia Perez, ex Juan Manitas del Monte, perché ha fatto una serie di dichiarazioni qualche anno prima razziste, quasi omofobe. Ha scoperchiato una situazione paradossale, anche questa se ci pensate. È stata mollata da Netflix, nonostante ormai la sua candidatura era stata avviata, non è stata poi in qualche modo appoggiata, e quello che doveva essere un vincitore a mani basse dell'Oscar, perché ha avuto non so quanti, forse te lo ricordi te, 13 nomination. 13 nomination, poi alla fine insomma ha portato poca roba dietro, pochi Oscar dietro per quanti se ne doveva. Resta secondo me che al di là di tutto questo bailam uscito fuori,
Io credo che sia un musical veramente gradevole, intenso, la famosa sospensione del giudizio che dobbiamo avere nei confronti del musical, qui ne dobbiamo avere 4 volte in più, perché è effettivamente tutto esagerato, tutto fuori norma. Ma proprio quello, secondo me, è la ragione del grande interesse che poi ha suscitato. Massimo, come si diceva, non è d'accordo su alcune di queste riflessioni. Allora, a parte il film che per molti versi è veramente registicamente, attorialmente, poi c'è la mia Selena Gomez che io adoro, Grandissima anche lei. Anche se ha un piccolo ruolo, però devo dire anche lì bello pregnante. Ma la cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è il fatto che le canzoni, come dicevi tu, sul film funzionano tantissimo. Non te ne ricordi una appena finisce il film, perché non sono memorabili, e invece ho trovato più studiata, più ragionata, più inerente ed efficace sulle immagini la colonna musicale, quella strumentale. Quella sì. Però per il resto comunque il film è veramente eccezionale, ma Jacques Audiard, lo conosciamo, è un regista sempre molto fuori confini da ogni punto di vista, è un grandissimo amante della musica, sa come utilizzare nei suoi film, gli ha dedicato proprio alcune pellicole, quindi veramente è uno che la musica sa come farla sviluppare, come farla esplodere. In questo senso il film esplode tantissimo, perché poi è un action movie, thriller, noir, musical, e chi più ne mette, perché ci sono tanti generi che vanno a confluire. Quindi da quel punto di vista lì il film è efficacissimo, è andato a vedere, soprattutto dico sempre, in lingua originale sottotitolato, non guardatelo doppiato, perché perdereste molte sfumature, ma proprio attoriali, ma anche timbriche delle canzoni, delle interpretazioni. Canzoni che poi voglio ricordare, alcune sono in inglese, alcune sono in spagnolo, anche lì ci sono state delle polemiche, perché si dovrebbe cantare in messicano, ma i messicani dicono che non cantano esattamente con la loro calata, perché sono magari degli statunitensi ispanici, tipo Selena Gomez, che non ha l'accento nativo del Messico. Però insomma, mi sembra, ma su alla queste fine, polemiche... sai quanti melodrammi italiani vengono cantati da tenori, soprani giapponesi, tedeschi e via dicendo? Certo, ormai bisognerebbe pure farci un po' i conti con questo tipo di situazioni. E allora io direi a questo punto che, caro Massimo, ci parli di questo The Order. Altro film duro, attuale, racconta un fatto storico che ci siamo anche dimenticati. Io mi facevo una considerazione: ci ricordiamo di fatti che abbiamo magari storici, che abbiamo studiato a scuola o che risalgono veramente a 50 anni, 100 anni fa, ma magari quelli dietro l'angolo, a parte l'11 settembre che non lo potremo dimenticare né ora né mai, ma alcuni momenti storici che hanno cambiato veramente lo sviluppo esistenziale del nostro vivere comune e sociale, ce li siamo un attimino messi in disparte. The Order, che è un film che poi ho scoperto è passato alla Biennale, e quindi a Venezia, è stato accolto benissimo, e con la regia tra l'altro di Justin Kurzel, presentato in anteprima all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia, e ha riscosso, come vi dicevo, grandissimo successo, e poi è passato su Amazon Prime, dove vi consiglio di andarlo a recuperare. Narra che negli anni '80 un agente dell'FBI viene mandato in una zona nel nord-est del Pacifico, però scopre a poco, grazie a una sequela di rapine, lui scopre che c'è un gruppo di estremisti di destra che sta organizzando una guerra contro il governo degli Stati Uniti. Non so se questa cosa vi ricorda qualcosa. Allora, vi dico già che questo film si basa, e qui la scoperta che mi ha lasciato veramente sbigottito, si basa su un famoso romanzo che circola negli Stati Uniti dagli anni 70, che è la base che ha portato poi a Capitol Hill. Questo romanzo si chiama The Turner Diaries, cioè i diari di questo Turner, dove lui dice come si possono attuare atti nazifascisti e di terrorismo interno all'America per combattere chi?
tutte le etnie, quindi cinesi, africani, i messicani, italiani, cioè tutti quelli che non sono razza ariana pulita proprio nordamericana, nata e pasciuta lì. Praticamente l'80% degli americani alla fine. Tu togli quelli, chi rimane? C'è nessuno. Jude Law, disfatto, molto molto addolorato, ma un grandissimo agente dell'FBI, cerca di contrastare questo personaggio interpretato da Nicholas Hoult, tutti bravissimi, tutti in grandissima parte, ma la cosa che mi ha scioccato, torno a ribadire, è che proprio tutta questa creazione di questo golpe di Stato poi negli anni è stata rimaneggiata, riveduta e corretta ed è arrivato fino a Capitol Hill ed è citato anche nel film, anche se il film parte ovviamente nell'83. Ma devo dire che anche il regista, che vi dicevo ovviamente si chiama Justin Kurzel, che è quello autore che aveva fatto Macbeth, Assassin's Creed, The Kelly Gang, Nitram, si fa anche qui ricoadiuvare musicalmente dal fratello Jed Kurzel, che aveva già curato le musiche di Alien Covenant di Ridley Scott e poi altri film, tra cui anche ultimamente molti film horror, perché poi è uno specialista della colonna sonora per gli scary movie. Ma in questo caso è una colonna sonora in sottrazione, ricorda in alcuni momenti quelle atmosfere molto care a Rick Cooder, quindi quel folk country che però non è esageratamente in evidenza, quasi sotto pelle, e poi questi momenti in cui la sottolineatura delle pagine drammatiche del film vengono quasi a contrasto, narrate dalla musica con quasi delle melodie molto lievi, molto tenui, meste, quasi come a dover dire che tutti i personaggi di questo film, sia quelli estremisti che quelli che combattono questo estremismo, vivono una vita dolorosa. Veramente una grande colonna sonora. Allora, noi con questi 2 consigli vi salutiamo e ci vediamo la prossima puntata. Buona visione e buon ascolto.